E direi che i veneti hanno dato un segnale, hanno sostenuto la mia azione di governo che va in quella direzione, legalità, anticorruzione e soprattutto dare una bella ripulita, perché a noi piace fare le pulizie. Beh, un consiglio che innanzitutto è puntuale, dove tutti stanno seduti, non c'è più questo bivacco di gente che va e che viene, ci permette di essere più tonici e poi direi che ho apprezzato l'opposizione con gli interventi fatti, iniziare da Alessandra Moretti, di questa collaborazione. I veneti da noi si aspettano leggi, si aspettano discussioni, ma si aspettano leggi e che si risolvano i problemi. Uno per tutti il lavoro. Beh, credo che la sfida per il Veneto sia importante, che meriti ovviamente un approfondimento, tutto quello che riguarda ovviamente il lavoro, il sistema impresa, ma poi anche le infrastrutture, la sanità, il sociale. Quindi come opposizione abbiamo chiesto che venga dedicata una discussione per approfondire questi temi. Io credo che questo sia un segnale comunque di rispetto istituzionale nei confronti delle prerogative e delle competenze che il Consiglio avrà. E come opposizione da parte del Partito Democratico e delle liste civiche io ho ritenuto di ribadire che noi non alzeremo muri né tantomeno scommetteremo sul fallimento di questa giunta, ma noi scommetteremo invece sulla ripresa e sul fatto che il Veneto torni ad essere davvero leader e regione competitiva e innovativa rispetto all'Europa. Ha fatto bene a responsabilizzare il Consiglio, che soprattutto in questi tempi di grande difficoltà acquista un ruolo ancora più importante del passato. Poi questa per me è la mia prima esperienza come consigliere, avendo fatto tanti anni in giunta, e quindi credo di poter dare anche una mano concreta, conoscendo come funzionano le cose nel governo veneto, per quello che può essere il lavoro di Aula e del Consiglio.